Federica Pellegrini in finale alle Olimpiadi di Tokyo. Qui a Spinea questa notte saranno tutti con gli occhi incollati agli schermi. In bocca al lupo. Speriamo che vinca. Sono felice per lei, visto che è il suo ultimo mondiale, è giusto che finisca in bellezza. In bocca al lupo. Grande Fede. A Spinea e non solo si tifa Pellegrini, l'unica donna riuscita nell'impresa di qualificarsi per la quinta finale olimpica nei 200 stile libero della sua carriera. Solo un'altra persona l'ha fatto, ma di sesso maschile. Si tratta di Michael Phelps. Dopo una partenza un po' sottotono in cui la Pellegrini è riuscita a classificarsi per un pelo, la notte scorsa è tornata a dare il meglio di sé chiudendo la semifinale in 1:56,44. Non so cosa dire, ha dichiarato, sono felicissima perché era il vero obiettivo di questa Olimpiade, arrivata con un anno di ritardo e sempre in rincorsa. Grande soddisfazione anche dal sindaco di Spinea. Tutta la città di Spinea non aveva dubbi, ecco. L'affezione che noi abbiamo per la nostra Pellegrini è altissima e quindi vogliamo non solo che arrivi nel podio, perché quello è un risultato che per noi l'ha già raggiunto in decenni, diciamo, di risultati. La storia, per quanto ci riguarda, lei l'ha già scritta, eguagliando assolutamente anche come donna dei traguardi assolutamente irraggiungibili, e quindi l'entusiasmo che noi tenteremo di manifestarlo sarà ampissimo. Federica ha già detto che questa per lei sarà l'ultima volta. Il mio corpo lancia segnali importanti e sta contando i minuti, ha detto. Cercherò di godermi questa avventura fino alla fine. Sarà la prima finale olimpica che mi gusterò fino in fondo e mi permetterà di divertirmi. L'attenderemo anche a livello formale, perché ricordo che Spinea è candidata a città europea dello sport per il 2023. E quindi come grande testimonial di questa piccola realtà, diciamo che poi comunque 28.000 abitanti neanche così tanto piccola, è testimonial, la nostra principale testimonial per quanto riguarda proprio i risultati nell'ambito sportivo e le capacità, e lasciatemelo dire anche quelle femminili. Non sarà una sfida semplice per Federica, con le avversarie australiane e statunitense che potrebbero anche insidiare il record del mondo che la Pellegrini detiene dal 2009, con un tempo di 1:52,98. Da qui arriva il migliore augurio. Vola, cioè è un'immagine bellissima che quindi io mi auguro che lei riesca assolutamente a imprimere nei nostri occhi attraverso il grande schermo. Quindi questa notte alle 3 saremo tutti inchiodati per attendere la sua vittoria e ovviamente attenderla in città.